Cambiamo pagina, Francesco. Facciamo un salto, fallo anche tu, nella magia dello storico e colorato Carnevale di Venezia, un evento che dura da più di 900 anni, ma che ancora oggi è in grado di catturare la curiosità di turisti e curiosi provenienti da tutto il mondo. Una di queste curiose è Margherita Basso, che è andata lì a sbirciare la regia di Andrea Vincenzioni. Vediamo. La stagione del Carneval tutto il mondo fa cambiare, chi sta bene e chi sta mal, Carneval fa rallegrar. Così recitava Goldoni in una poesia del 1700, ma ancora oggi Venezia è pronta ad accogliere il suo Carnevale tra musiche, luci, maschere e colori. La gente ha apprezzato questo nuovo gioco della vanità, consiste nel trasformarsi, nel mettersi in mostra, nel farsi vedere, nel divertirsi a carnevale col travestimento. Che cosa colpisce secondo lei di questa manifestazione? Beh, innanzitutto la città. Durante il carnevale, quando cammini nelle calli, nei campi e cominci a incontrare Damine, Casanova, diventa ancora più un sogno. La maggior parte naturalmente a Venezia vengono e si vestono stile 700, proprio perché la città ti fa ricordare, ti fa venire voglia di vivere quei momenti. Sono circondata da queste bellissime maschere, la vivandiera, la dama del 700 e qui accanto a me? Reggimento Savognán, sono i soldati dell'esercito veneziano. Non c'è privilegio più grande che indossare questi abiti qui in piazza. Cosa rappresento? Viaggio intorno al mondo. Viaggio intorno al mondo. Sono un viaggiatore del 700. Dobbiamo rivisitare un pochino, con un po' di ironia anche, quello che è il modello settecentesco, no? Lei come si sente quando indossa un costume così importante? Ogni tanto mi trovo nell'epoca del costume e mi sento una signora. Paura al momento del lancio? Assolutamente sì, stavo morendo di paura. Forse il minuto prima di lanciarmi ho detto perfetto, adesso scendo con l'ascensore. Emozione unica, veramente speciale.